giorno di scuola, tra qualche problema risolto e molti sul tappeto, resta l'emergenza spazi a Venezia, lezione in riva per protesta. E tra i tanti problemi c'è quello degli spazi. Il caso più eclatante arriva da Venezia, dove nell'istituto Algarotti Sarpi le lezioni sono cominciate in fondamenta, all'aperto. Il problema è quello delle aule contese con un'altra scuola, il Benedetti Tommaseo. Vediamo. Banchi a parte, la lezione è una lezione a tutti gli effetti, una protesta di studenti e insegnanti che ha creato uno scossone tale che dalla provincia arrivano addirittura minacce di azioni illegali. Il primo giorno di scuola dell'Istituto Tecnico per il Turismo Algarotti Sarpi di Venezia è all'aria aperta davanti al canale. Classi portate fuori per denunciare gli spazi che mancano. Siamo venuti qui fuori apposta perché non ci sono spazi dentro. Siamo solidali con i nostri colleghi e con gli altri ragazzi della sede del Sarpi. Il nodo del contender riguarda proprio il Sarpi. Lì coabitano con un altro istituto, il liceo Tommaseo Benedetti, che ha avuto le aule al piano terra, mentre loro il quarto piano. Ma per il quarto piano non si capisce se esista la documentazione sulla conformità di queste aule. La scuola dice di no. Scarsa ventilazione, rischio inquinamento è la denuncia. Grave ingiustizia, ribadiscono dall'Algarotti. Nel mirino finisce la provincia che ha dato il via libera all'operazione. Non è chiaro se ci siano tutte le norme di sicurezza per potervi collocare delle classi, cioè sembra che non sia così. Apriti cielo, proprio mentre studenti e professori erano a fare lezioni in canale, la provincia di Venezia ha dato fuoco alle polveri, annunciando eventuali azioni legali a propria tutela per evitare anche che altri presidi emulino gesti del genere. Inaudita la lezione sulle fondamenta, ha dichiarato la presidente della provincia Francesca Zaccariotto. Noi abbiamo dato una risposta concreta di spazi nuovi, 4 aule in spazi agibili.